Tragedia a Pula. Salvatore Riccardi, un pensionato di 79 anni, è morto all'ospedale Abruzzo dopo essere caduto da un ponteggio mentre lavorava in casa. Un epilogo doloroso che ha sconvolto la comunità. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se pensi che storie così meritino di essere raccontate e non dimenticate, sostieni il canale, iscriviti e lascia un like, così continuiamo a dare voce alla nostra isola. L'incidente era avvenuto venerdì scorso in via Tramontana a Pula, nel Calaritano. Il 79enne Salvatore Riccardi stava eseguendo dei lavori domestici quando è caduto rovinosamente dal ponteggio. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Subito al soccorso, l'uomo era stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Abruzzo di Cagliari e ricoverato in animazione. Il trauma cranico però era troppo severo. I medici avevano valutato un intervento chirurgico, ma la situazione era troppo compromessa per procedere. Nonostante le speranze dei familiari, il decesso è avvenuto sabato in tarda serata, pochi giorni dopo l'incidente. La notizia della morte di Salvatore Riccardi ha suscitato grande cordoglio nella comunità di Pula. I familiari sono sconvolti. Se anche tu credi che la sicurezza in casa debba essere una priorità, metti un like e iscriviti. Credi si potesse evitare questa tragedia? Grazie davvero per aver ascoltato questo racconto. Un abbraccio e buona giornata a te.